La squadra locale del TMB Monselice in divisa blu, guidata da Luca Bergo, è in campo col capitano Paolo Ferrioli alzatore, Alessandro Drago opposto, Luca Cibin e Giulio Suman schiacciatori, Valerio Masiero e Alberto Canazza centrali, Pietro Bernuzzi libero. Gli ospiti del Vergati Sarmeola in tenuta rossonera, allenati da Leandro Falcini e dal secondo Matteo Bivi, schierano l'alzatore Filippo Strenghetto, Pippo Maniero opposto, il capitano Marco Tasca e Max Viero schiacciatori, Federico Ursic e Gabriele Pavan centrali, Enrico Lanzoni libero. Il primo break è del Sarmeola, in vantaggio sul 9-5 grazie alla ricezione impeccabile, alla difesa attenta e ben posizionata e alle efficaci conclusioni della banda Max Viero. Il Monselice sbaglia troppo in attacco, ma riapre la partita forzando il servizio e murando due conclusioni di Maniero e Viero. Le squadre si inseguono a stretto contatto mettendo a segno colpi di straordinaria potenza. Cibina e Drago rispondono alle spaventose bordate di Pippo Maniero. Gli ospiti tornano avanti sul 18-15, ma i locali ribaltano la situazione grazie alla straordinaria coppia Cibina e Drago e ai muri vincenti di Valerio Masiero. Il Monselice vola sul 24-19. Sembra fatta, ma il solido muro del Sarmeola blocca Suman e un filotto di 3 attacchi errati, l'ultimo con lo stesso Suman, vanificano tutto consegnando ai rossoneri la prima frazione che termina sul 26-24. La ripresa si apre nel segno del Vergati, avanti sul 5-1 in virtù dell'ottima prova del muro, ma i locali invertono il trend rientrando sul 7 pari, agevolati dai numerosi attacchi errati dei ragazzi di Falcini. Il Monselice aggredisce gli ospiti bersagliando il libero Lanzoni con le micidiali battute di Drago e Cibin. L'ace di Masiero manda i locali sul 14-9. La ricezione rossonera vacilla, Strenghetto deve correre per arrivare sul pallone e una sua doppia proietta gli avversari sul 18-10. Il set si direbbe compromesso per gli ospiti, che però iniziano a murare e a difendere ogni palla. Maniero schianta a terra autentici missili colpendo anche col servizio in salto. Il Monselice si porta sul 24-21, ma subisce ancora l'incredibile rimonta dei rossoneri che si perfeziona sul 24 pari. Il Sarmeola annulla altri 2 set point, poi trova lo spunto vincente conquistando il parziale per 28-26. I locali ripartono col centrale Emanuele De Grandis già subentrato ad Alberto Canazza nel finale del secondo set. Il doppio svantaggio non scoraggia il Monselice che si affida alla propria arma migliore, la battuta, per tentare di recuperare una gara in parte compromessa. Forzando costantemente il servizio e approfittando dell'evidente calo dei rossoneri meno efficaci a muro e in attacco, i locali prendono l'iniziativa portandosi avanti sull'11-7. Spinti dall'ottimo Maniero, gli ospiti si avvicinano sul 12-11, ma nella seconda metà del set la ricezione del Sarmeola dimostra tutti i propri limiti, lasciando strada libera alla progressione irresistibile del Monselice, che vola sul 20-12, vincendo quindi la partita per 25-18, col potente contrattacco di Alessandro Drago. Gli ospiti tentano di riprendere il controllo del match, ma il Monselice cresce decisamente a muro e in contrattacco. Masiero fa valere la sua prestanza fisica colpendo più volte su primo tempo. L'equilibrio si spezza sul 5 pari. L'insidiosa battuta in jump float di Cibin arreca danni alla fragile ricezione del Sarmeola, tanto che Lanzoni viene sostituito da Matteo Randon, improvvisatosi libero. Gli ospiti sentono sfuggire la gara dalle mani e si innervosiscono subendo anche un'ammonizione per proteste. Il Monselice diviene padrone del gioco, prendendo il largo sull'11-5. Max Viero tenta di tener vivo l'attacco rossonero, ma Masiero e l'ottimo Cibin, miglior realizzatore dei locali con 23 punti, continuano a passare e il Monselice porta a buon fine il quarto set per 25-18 con l'ace sul potente servizio in salto di Drago. Nel tie break prende vita una gara nuova. La tensione e la carica agonistica spingono le squadre a dare il tutto per tutto. Si vedono azioni entusiasmanti, eccezionali salvataggi in difesa, attacchi spettacolari con Cibina e Drago protagonisti da un lato, Masiero e Viero dall'altro. La ricezione migliora su entrambi i fronti permettendo ai palleggiatori di servire i centrali con palla veloce. L'equilibrio continua fin quando il mani fuori di Luca Cibin manda le squadre al cambio di campo col tabellone che segna 8-7 per il TMB Monselice. I locali guadagnano un mini break di vantaggio sul 9-7 grazie all'attacco errato di Tasca, ma l'implacabile Pippo Maniero, migliore marcatore del match con 29 punti totali, replica con 2 terrificanti sassate ed è ancora parità sul 10-10.
Il Monselice forza la battuta e riesce a scardinare la ricezione rossonera portandosi avanti sul 13-10, procurandosi poi 2 palle match consecutive sul 14-12. I locali sciupano una ghiotta occasione con Drago, mettendo in rete il contrattacco del possibile 15-13. L'adrenalina sale alle stelle, i sestetti si inseguono punto a punto ai vantaggi. Gli spettatori seguono col cuore in gola i propri beniamini, che annullano 2 match point, ma l'attacco fuori di Cibin condanna il Monselice e scatena l'urlo di gioia del Vergatti Sarmeola, che vince il set decisivo per 19-17. Dobbiamo cercare di recuperare gli infortuni che purtroppo nell'ultimo periodo ci stanno un po' martoriando. Facciamo fatica ad allenarci tutti, ci sono molti di noi che purtroppo devono stare fermi e chiaramente poi allenandoci di meno al sabato chiaramente la squadra ne risente. Questa sera un po' questo si è visto, però insomma alla fine abbiamo portato a casa 2 punti, siamo molto contenti di questo. Una partita incredibile con delle rimonte paurose da parte nostra. I 2 set che abbiamo persi li abbiamo persi in modo netto e quelli vinti è stato un giocare punto su punto in recupero. Allora onore al merito a questa squadra, è seconda e ha dimostrato di valere la seconda posizione in tutti i sensi. Questo risultato ci permette di rimanere in corsa per i playoff al 3° posto in rimonta, ci crediamo, assolutamente ci crediamo, ci aspettano altre partite dure, spero non come questa, e l'obiettivo nostro rimane quello di raggiungere questi playoff al più breve tempo possibile. Dobbiamo dar merito al Sarmeola, che è stato veramente una gran squadra, una signora squadra, e si merita quello che all'inizio del campionato era tra le favorite. Comunque ai miei ragazzi non devo rammaricare niente, peccato, e speriamo bene per il continuo. Siamo in una posizione di classifica molto buona, forse al di là di ogni aspettativa, quindi la squadra sta reagendo bene a questo campionato, quindi ci proveremo fino alla fine, proveremo a stare lì nel gruppo dei playoff e vediamo se riusciamo ad arrivare alla fine in questa posizione. In merito al Sarmeola, che ha saputo metterci in difficoltà. Però insomma, il campionato prosegue, noi siamo comunque secondi e diciamo che la nostra ambizione ormai è quella di rimanere in vetta alla classifica e fare il meglio possibile nel proseguo del campionato.